Confermata per venerdì la cabina di regia del governo Draghi per la discussione sulle aperture previste a maggio. Tutto dipenderà dai contagi, dal piano vaccinale e dalla capacità di organizzare la ripartenza. Deciso un ulteriore scostamento di bilancio ed un provvedimento per le attività economiche a favore dei bar, ristoranti, palestre ed il settore del turismo. Novità anche in arrivo per gli stadi e molto probabilmente per i teatri, come dichiarato dal Ministro della Cultura Dario Franceschini. Le regioni sono pronte a riaprire le attività nei prossimi 2 mesi, prevedendo la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative. Il governo discute anche sulla possibilità di aprire le scuole per le vacanze, per assicurare attività ricreative e culturali agli alunni al servizio del territorio e su base volontaria, attraverso un'offerta formativa specifica diversa per ogni territorio. Spero che questa iniziativa possa essere accolta dalle famiglie, come dichiara il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli. Ed anche l'orientamento del governatore Musumeci è chiarissimo: riaprire con sicurezza quando ci saranno le condizioni, ma è assolutamente necessario indicare date e certezze per il sistema economico e produttivo. A confermare la volontà di riaprire le attività economiche rilancia il ministro per il turismo, il leghista Caravaglia, aperturista da sempre insieme al suo partito di riferimento. Bisogna riaprire in sicurezza per non chiudere più. Ci sono settori e categorie diverse l'una dall'altra, l'imperativo è quello di riaprire prima possibile. Ci sono attività che hanno bisogno di tempi diversi, come le fiere, che devono programmare le loro attività, altrimenti rischiamo di far saltare tutto e di far saltare anche la stagione estiva ed invernale. Tipologia per tipologia bisogna dare il giusto orizzonte e la giusta agenda. Bisogna mettersi attorno a un tavolo e rivedere tutto, come la questione sulle regole, sui protocolli da far rispettare verso la Green Pass, il passaporto vaccinale per la ripartenza del turismo europeo.